più
avrò un motivo e loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio salvato. Loda il Signore, anima mia. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte è sconfitto e vinto per me, perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Lodo perché sei sovrano, lodo perché regni, la morte è sconfitto e vinto per me, perché sei fedele, sei la verità e non c'è nessuno più grande di te. Loda il Signore, anima mia. 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 Non resterò in silenzio perché vivente è il mio salvato. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio salvato. Non resterò in silenzio perché vivente è il mio salvato. Loda il Signore, anima mia. 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 Alleluia. Abbiamo più di un motivo per ringraziare il Signore questa mattina. Abbiamo più di una ragione per lodare e benedire il Signore questa mattina. Solo che ci siamo alzati questa mattina possiamo dire: Signore, grazie, che ci ha portati qui insieme per ascoltare la Sua parola. Possiamo dire: Signore, grazie. E vogliamo dire: Signore, parla attraverso il Tuo Santo Spirito ad ognuno di noi. Ma vogliamo dire ad ognuno di noi: anima mia, benedici l'Eterno. Alleluia. Gloria a te, Signore. Oh, alleluia. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Tu sei degno, sei l'agnello, santo, santo sei. Un canto nuovo innalziamo a te che siedi sul tuo trono. Santo, santo, santo,
La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come un tuono, tu sei vestito di maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei il santo e vero Re. Santo, 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 è Dio onnipotente, che era, è e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Alleluia. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Gesù, il tuo nome è potente, è il pane e l'acqua viva, un mistero sei per Santo, 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 è Dio onnipotente, che era, è e che verrà. La creazione canta, lodi al Re dei Re. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, 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 santo. Gloria a Dio. Un verso della parola di Dio, leggeremo un verso molto importante. Atti 19, Atti degli Apostoli, capitolo 19. Il versetto 5.
Ci siete? Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù. Ah, 15, scusatemi. 15. 19-15. Grazie che siete attenti. Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù. So chi è Paolo, ma voi chi siete? Questa mattina io ero un po', perché avete visto il titolo che io ho messo? Ma tu chi sei? Ma voi chi siete? Ma nel personale, nell'individuale, ad ognuno di noi, io voglio dirti questa mattina che solo tu puoi dare la risposta chi sei. Solo io posso dare la risposta chi sono. E voglio farti notare una cosa, che qui il diavolo non dice chi è, non dice chi sono loro, non glielo dice, perché li conosceva molto bene e sapeva chi erano. Perché voi non pensate mai che il diavolo non sa chi siamo. Noi sappiamo che Dio conosce ogni cosa, ma il diavolo conosce anche chi siamo. Che tipo di vita facciamo? Quando ci alziamo al mattino e quando andiamo a letto la sera. Il diavolo conosce. L'unica cosa che lui non può fare è leggere i nostri pensieri. Quello lo può fare solo il Signore. Però lui le azioni che noi facciamo, quello che noi facciamo lo sa. E lui continuerà a ostacolare la tua vita fino all'ultimo giorno della tua e della mia vita. Lui ci ostacolerà sempre. Qui non gli dice chi sono, ma chiede a loro: ma voi chi siete? Vogliono che rispondano loro, perché devono avere la consapevolezza di sapere chi sono. Perché loro qui, alcuni esorcisti itineranti giudei, tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questi erano 7 figli di un certo Sceva, giudeo, capo sacerdote. Loro pensavano che quello che avevano visto fare a Paolo, quello che Paolo faceva nel nome di Gesù, l'avrebbero potuto fare anche loro. Invocare il nome di Gesù non è una formula, né un rituale. E voglio aprire una parentesi e la chiudo. Anche quando noi facciamo una preghiera, noi siamo abituati a dire nel nome di Gesù. È vero o non è vero? Ma sapete che noi lo otteniamo se siamo nel centro della volontà di Dio. Tutto quello che chiedete a Padre mio nel nome mio, Egli ve lo darà, ma dobbiamo sentirci al centro della volontà di Dio. Non tutto quello che noi chiediamo al Signore ci fa bene, e non neanche nella volontà di Dio. Nel regno spirituale conoscono molto bene chi sono i figli di Dio. E il diavolo sa chi sei. Non si appartiene al Cristo per esperienze intellettuali. No. Non perché frequentiamo una chiesa evangelica, non perché ci siamo battezzati. Sto andando sul pesante, Infatti mi sono detto: Signore, ma dopo questa predica chi ci sarà in chiesa con me? Davvero, Davvero? Perciò vi ho detto, ha confermato quello che avrei dovuto parlare. Però noi siamo chiamati a predicare la parola di Dio. Piaccia o non piaccia. Siamo chiamati
ad essere delle sentinelle, a tenere in allerta. E non pensate che questa predicazione non sia venuta anche a me. Quando sono andato a trovare Roberto, ci conosciamo da 40 anni, non un giorno o due. Lui non era neanche fidanzata con la moglie, l'ha conosciuto dopo, quindi pensate quanti anni ci conosciamo. Lui ha frequentato l'istituto biblico italiano a Roma, quindi ha il ministero prima di me, perché quando si separò dalla comunità e Dio lo chiamò ad aprire un'altra comunità, lui già era pastore. Quindi prima del mio ministero lui era nel ministero pastorale. Sapete quando sono andato là che cosa mi ha detto? Gianni, non vedevo l'ora che tu venivi perché ti devo dire una cosa. Ho detto, dimmi Roberto. Io pensavo di conoscere il Signore. Pensavo di averlo conosciuto. Ma io non l'avevo ancora conosciuto. Ma come Roberto? 40 anni? E passa. Te l'ha detto anche a te, vero Mariano? Sì, lo vuole raccontare, perché ha fatto un'esperienza sovrannaturale, incredibile. E ha detto, l'ho visto, cioè ho visto il Signore, ho compreso, ho capito tante cose. E adesso posso dire, ecco perché ho una pace profonda nel mio cuore, anche se vedevo doppio, ero qua e sapevo che il Signore era con me. Ma voi chi siete? Stiamo entrando? Ma tu chi sei? Paolo pone una domanda a dei discepoli che incontrò a Efeso. 19 capitolo 1 e 2. Leggete con me. Capitolo 19, versetto 1 e 2. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni, anche la vostra dice discepoli, sì? Bene. Discepoli, ed egli disse loro, riceveste lo Spirito Santo quanto credeste? Ma Paolo, ma che domanda stai facendo? Ma che domanda stai facendo, Paolo? Ma come riceveste lo Spirito Santo quando credi? Ma non è lo Spirito Santo che ti compunge di peccato, sì o no? E perché gli dice riceveste lo Spirito Santo? Chi erano questi? Erano discepoli del Battista, che loro aspettavano il Messia, perché Giovanni predicava in vista del Messia. Riceveste lo Spirito Santo quando voi credeste? Sono andato a prendere tutte le traduzioni che noi abbiamo, possibili e immaginabili. Ed alcune traduzioni antiche non traducono così, ma traducono in maniera differente. Riceveste voi lo Spirito Santo dopo aver creduto? La Diodati dopo aver creduto, la Marietti dopo aver creduto, la Martini dopo aver creduto, tutte le altre traduzioni dopo aver creduto. Cioè vuol dire che dopo che io ho creduto nel Signore, sulla mia vita deve scendere il suggello dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che attesta insieme al mio spirito che io sono un figlio di Dio. Mi comprendete? Tutti coloro che si professano discepoli di Cristo dovrebbero essere chiamati ad esaminare se hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Non basta credere. Non basta credere. Questi erano discepoli che credevano. Discepoli di Giovanni. Molti credono che basta frequentare una chiesa ed essere stati battezzati in acqua per essere riconosciuti come figli di Dio. Molti pensano di appartenere ad un'associazione evangelica. Io faccio parte, sì,
Conosco, la Bibbia dice che anche il diavolo crede che c'è un Dio. Non basta credere. Anche un certo Simone, negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 13, credette anche lui e fu anche battezzato e stava sempre con Filippo. Filippo Dio lo usa potentemente, prodigi, miracoli, segni, e lui credette. Simone il mago aveva le magie, ma lui credette, dice la scrittura, così ci dice, credette e fu battezzato. Quindi questo non gli servì a comprendere che quello non era sufficiente. Quello era l'inizio, ma c'era bisogno ancora di tanto altro. E chi fu che lo smascherò? Perché prima o dopo il Signore ti smaschera, Prima o dopo il Signore ci smaschera. Se non hai ancora sentito il diavolo che ti dice ma tu chi sei, verrà il momento che te lo dirà. Stai sicuro? Verrà il momento che te lo dirà. Io mi sono trovato diverse volte davanti a persone indemoniate, impossessate. Lui sapeva io chi ero. Ci sono molti credenti che hanno paura. Ma il problema non è tanto questo. Il problema più grande che c'è è che all'interno delle chiese, all'interno delle famiglie cosiddette cristiane, si convive con il peccato. Il peccato abita nella casa, dimora nella casa. Ci si permette certe cose all'interno della casa, dove il Signore ha fatto piazza pulita, viene e spazza via ogni cosa. Questa casa appartiene al Signore. Io certe cose qua non le permetto. Qui queste cose non si fanno. Io come capofamiglia devo avere la responsabilità e l'autorità. Mio fratello maggiore, più grande, a Napoli si usa, è un termine, mannaggia, e poi si dice la parolaccia. Mio fratello più grande una volta si permise a casa di mio padre e mia madre, eravamo a tavola e disse mannaggia. Mio padre si alzò, lo prese per il collo qua e gli disse adesso ti avviso, la prossima volta non ti avviso qui a casa mia, questa parola non esce dalla bocca. Ci si permette, ma dai, è un ragazzo, è giovane, è un ragazzino, è un giovane, è un ragazzo. Ma voi chi siete? Ma voi chi siete? Pensi che la tua conversione, che ti sei sentito preso, che sei sentito di partecipare in una chiesa, ai canti, però poi vivi la tua vita lontano da ciò che è la presenza di Dio. La domenica vieni in chiesa, lo vieni a prendere, poi lo lasci fuori, lo lasci qua e lo prendi domenica prossima. O magari al martedì o al giovedì entri con... Ma tu chi sei? Molti credenti convivono con il peccato. Matteo capitolo 6, versetto 24, Gesù disse: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Ma voi non potete servire Dio e Mammona. Non potete servire due padroni. Satana sa come accarezzare, sa come entrare. La scrittura ci dice che le piccole volpicine guastano il greggio, non dice che sono piccole volpi, le piccole cose, ma sì, cosa fa? Va bene, dai, e poi nella Chiesa Cattolica c'è il confessionale. Da noi, grazie a Dio, non c'è il confessionale, però alcuni vanno dal Signore, chiedono perdono e poi dopo
Chiesa cattolica invece vai da lì dal prete, lui insomma non so, ma so che dice, non so, dici Ave Maria, Padre no, non so, dà una penitenza, lo fai e dopo ti senti a posto ti sei liberato e quindi sei sicuro che non c'è la condanna. Satana sa come accarezzare. Nel giardino dell'Eden, quel serpente che era Satana, cosa fece? Cosa disse alla donna? Non ti preoccupare, non morirete affatto. Dai, mangia! Non morirai, non ti succederà niente. Lui ancora oggi, ma che fa? Dai, che fa? C'è peggio, c'è chi fa peggio. Paolo stava perseguitando la Chiesa del Signore ed una voce gli chiese: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ma stava perseguitando la Chiesa, i credenti, i cristiani. Perché se tu hai il Signore nella tua vita, chi perseguita te, perseguita il Signore. E la scrittura ci dice che in 1 Giovanni capitolo 5 versetto 18, questo è un verso meraviglioso, noi sappiamo, che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Perché non lo tocca? Perché Gesù è con noi. Tu potrai incontrarti con persone indemoniate, non può toccarti, non può fare nulla, perché non sei tu a vincere lui, ma perché Cristo ha vinto è in te. Non è qui, è qui. Ecco perché mi sentite dire tante volte, no, che io grido, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Com'è importante. Sapete, sono andato a fare uno studio in settimana. L'unica parola, l'unico termine che voi non trovate nella Bibbia, forse ci sono anche altri, ma questo in modo particolare, questo termine non lo troverete mai nella Bibbia, eppure la Chiesa Cattolica ne ha fatto una dottrina. Anzi, si vanta. Sapete qual è questo termine? Il purgatorio. Io sono andato a citare il purgatorio su laparola.net, dove ci sono tutta la chiave biblica, c'è di tutto. Non esiste. Non esiste. Il diavolo è stato così bravo da parlare a un cuore di un papa nel 1179, Papa Gregorio Magno. Inserì la dottrina della fede, il purgatorio. Quindi non ti preoccupare, sì, andrai in purgatorio. No, ci saranno le preghiere, ti faranno le messe, se hai chi ha i soldi, perché se non li hai non ti possono fare le messe. Quindi procurati bene chi potrà farti soldi. Stamattina sono chiaro, fratelli? Mi volete bene? Gloria a Dio. Grazie. Dio è un Dio santo. Dio è Dio santo. Noi questa mattina ci accosteremo alla Santa Cena, ma Lui ti chiede, ma tu chi sei? Sei veramente nato di nuovo? La tua vita appartiene veramente al Signore? Stai distante dal peccato o convivi con il peccato? Stai permettendo che in casa tua entrano delle cose che dovrebbero stare fuori? Nell'Antico Testamento noi vediamo che l'angelo distruttore, quando passò, ebbe davanti a quelle case un segno che quelle case appartenevano al Signore. Era il sangue dell'agnello.
Abbiamo messo il sangue di Gesù sulle nostre case? Io comprendo, capisco, perché ho 2 figlie grandi, io non sono piccole e ho fatti molti combattimenti, ma grazie a Dio sono qui nella fede. Poi il Signore conosce i cuori, ma mi sono sempre battuto, non quando sono diventato pastore, ma anche prima di esserlo. E loro lo sanno molto bene, litigi, strilli. Perché il figlio di Dio, nato di nuovo, non scende a compromessi. Mi dispiace, hai ragione, tutto quello che vuoi tu. Ma qui io sento spesso dire, ma cosa vuoi pastore? Sono così, ma fuori c'è di peggio, sai. Ti immagino. Ma Dio ci ha chiamato. C'è un cantico vecchio, antico, che dice fuori da quel fango e mi tirò, sopra la roccia i miei piedi fermò. Fuori da quel fango il Signore ci ha tirato fuori. Non possiamo convivere nel peccato con gli altri. Io non so come ci si fa a stare con altri che bestemmiano, ma è un mio amico, bestemmia a nome del Signore. Io capisco, li dobbiamo portare al Signore, ma come ti fai a vivere, a stare con loro che addirittura non vieni in chiesa e le domeniche stai con loro? Com'è possibile? Com'è possibile? Come posso stare io? Come posso vivere in pace? In che modo? Ho chiesto al Signore, Signore aiutami a comprendere, anche perché desidero prendere la Santa Cena questa mattina. È stato bello, un fratello ha scritto sul cosa, dice non dire che Dio non ti parla se tu non hai, ti ha scritto un libro intero. E noi all'interno delle nostre chiese abbiamo ancora chi va a trovare il libro perché non sa dove si trova. Lo vedi quando viene scritto, no? Se non ci fosse che lì viene proiettato che non portano neanche la Bibbia in chiesa, no, adesso sei abituato a portare la Bibbia in chiesa, negli appunti, nelle cose da prendere appunti, vai a casa e ti continui a leggere, no, leggi quello che mi importa, io leggo là, tanto è uguale, no. I servi di Dio avevano le Bibbie in mano, leggevano la parola, sottolineavano. Hai una Bibbia, Gianni? Efesini capitolo 4 dal 26 al 32. Come posso stare lontano dal peccato? Come posso preservare la mia vita? In che modo? Signore, la mia vita appartiene a te. Signore, io voglio servirti, io voglio essere un tuo figliuolo. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Non fate posto? Vuol dire che noi gli facciamo anche il posto. Vieni, siediti qua con me. Non ti preoccupare, c'è un posto qui a tavola mentre mangiamo con la nostra famiglia, mentre ascoltiamo, mentre vediamo il televisore. C'è un posto qui, siediti. Chi rubava, non rubi più. Ma si affatica piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuno buona che edifica secondo il bisogno, ditela. Quanti hanno la bocca che l'aprono? Mia mamma mi diceva a me, ci vorrebbe una cucchiarella, che era la cucchiaia quella dei muratori, no? Con la calce. Ogni volta, pum! E quante volte come pastore sento certe cose e sto in silenzio. Affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il primo giorno, per il giorno della redenzione.
non rattristate lo Spirito di Dio. Hai mai pensato che quando commetti qualcosa, quando facciamo qualcosa che non piace al Signore, lo Spirito Santo si rattrista? Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio. Sapete questo termine, ogni cruccio? Aspettate che qua mi devo fermare un attimo. Il cruccio. Sapete cos'è il cruccio? Sì? Non è un filo di cotone. No! Non lo voglio fare. No, mi dispiace. Il cruccio. Ma lui mi ha fatto, ma lei mi ha detto, ma quello ha fatto, l'altro. Via da voi ogni amarezza. Le amarezze ti distruggono, ti avvelenano. Sapete cosa abbiamo noi qua vicino al fegato? Tutti. Almeno qualcuno che è stato operato, che gliel'hanno tolto. C'è una borsetta che si chiama cistifelia. Quando ti arrabbi ti viene la bocca amara, sì o no? Ti succede o no? Più ti arrabbi, più quel cistifelia. Sapete che è stato scoperto che 2 soltanto animali non hanno la cistifelia. Sapete quali sono? Guarda caso. Guarda caso. La colomba e la pecora. Non hanno la cistifelia. Hai mai visto una pecora che gli hai preso a calcio, si gira e ti viene addosso? Falla al cane, va. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ed ira e clamore, parole offensive, con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni e gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Capitolo 5. Siate dunque imitatori di chi? Alleluia, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e che ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo d'odor soave. Noi questa mattina ci accosteremo alla Santa Cena e ricorderemo che Lui ha dato la sua vita per noi, che eravamo morti nei falli e nei peccati, e Cristo ci ha vivificati. Gloria a Dio. Come si addice ai santi, non devi aspettare per morire per essere santo. Né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di voi. Neppure nominata tra di voi. Né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Dobbiamo imparare a ringraziarci l'uno con l'altro, sapete? Qui c'è poco anch'io devo iniziare veramente a ringraziare tutti, perché lo facciamo molto poco. Dobbiamo essere riconoscenti, dice la parola di Dio. Siate riconoscenti, perché ogni dono che Dio ci ha dato, di un fratello o di una sorella, è una benedizione. Perché sappiatelo bene che nessun fornicatore o impuro, avaro, che è un idolatro, ha eredità nel regno di Cristo, che è di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo fare, a far sì che il nemico, il diavolo, non prende possesso nella nostra vita. Guardate che quello che io vi sto dicendo, anche il termine possesso, non è una sciocchezza. Paolo Apostolo dice che alcuni che camminavano con lui si sono dati al nemico, a Satana.
perché hanno iniziato ad aprirgli una porta. E lui sa come lavorare. Lui è l'accusatore dei figli di Dio. Lui è colui che ti mette davanti ai tuoi occhi una lente di ingrandimento e ti fa vedere i miei difetti. Non voglio dire difetti, i miei difetti, perché io ne ho di difetti, altro che, se non li ho. Però te li fa vedere. Ma Dio non ci ha chiamato a vedere i difetti. Dio ci ha chiamato a pregare gli uni per gli altri. Dio non ci ha chiamato a giudicare. Pensate che Gesù disse, Gesù disse, quelli che non credono in me, io non li giudico. Gesù. Noi invece, quante volte entriamo in giudizi o addirittura in pregiudizi. Settimana ho partecipato ad un incontro con mio nipote Marco, che lui tiene la radio lì, ho partecipato, e si parlava proprio perché le persone o i fratelli o quelli che abbiamo nella comunità, nelle nostre comunità, non si fidano, non hanno più fiducia di un fratello, di un'amica. Perché? Perché noi spesse volte, prima che ci raccontano le cose, già giudichiamo. E allora non hanno più il coraggio, perché si sentono giudicati. Una cosa è affermare la verità con amore, un'altra cosa è prendere un passo della scrittura e uccidere una persona. Completamente. Ma Gianni, la predicazione che stai facendo questa mattina mi sembra proprio che sia una predica che ci sta mettendo un po', ma io non ti giudico. Non posso giudicarti. Perché la risposta la sai solo tu. Solo tu conosci la risposta. Che tenore di vita, che cosa stai facendo. Voi sapete che io amo i canti antichi, no? Perché sono nato nella fede, quindi pensate, i canti che cantavamo una volta. Mia moglie in settimana mi ha detto, Gianni, l'altro ieri mi sembra, Gianni, ti ricordi quel cantico? E allora ci ricordavamo la strofa, però non ricordavamo come faceva. Il mondo non è più per me, il mondo non è più per me, di questo mondo non son più, son cittadino di lassù. Il mondo non è più per me. Il mondo non mi appartiene più. Ma quanto del mondo c'è ancora nella nostra vita? Dipende. Da cosa dipende? Quanto spazio gli sto dando al nemico di lavorare nella mia vita? Non ti basterà venire in chiesa. Non ti basterà venire la domenica a ascoltare il culto, andartene a casa, che bella predica, non ti basterà. Quelle 3 domande durante i battesimi vengono ancora fatte. È stato detto sì. Sei pronta ad amarlo, ubbidirlo e servirlo tutti i giorni della tua vita? Ci sono molti che stanno ancora aspettando ciò che il Signore gli deve dire cosa deve fare. Aspetta.
Dio ci ha chiamati ad una grande, alta e superna vocazione. Dicevo in settimana, noi non apparteniamo ad una società importante, importantissima, un'azienda rinomata nel mondo, riconosciuta. E dicevo in settimana, quando mia moglie lavora ancora per questa azienda, ma quando io lavoravo anch'io per la Dainese, questa azienda conosciuta nel mondo intero, quando siamo andati in Austria, siamo andati in Francia, siamo andati nei paesi e abbiamo visto i negozi Dainese, abbiamo visto i motociclisti con le tute addosso, dicevo, io lavoro lì, cioè queste cose qua le faccio io, e c'erano la scritta, la cucisco io, questa cosa bellissimo, sentirti onorato di appartenere, di lavorare in quell'azienda. Siamo entrati anche nei negozi dicendo, ma noi lavoriamo in questa azienda. Noi non lavoriamo in un'azienda. Noi siamo stati arruolati dall'Iddio vivente e vero. Gloria a Dio! Siamo stati fatti sacerdoti e re. Siamo figli dell'Iddio Altissimo. E quando il diavolo ci vede deve tremare. Trema, non può dirti chi sei perché deve riconoscere chi sei. Deve sapere chi sei. E sappi ben preciso, guarda quello che ti sto dicendo questa mattina, prima o dopo lui te lo chiederà, ti dirà, ma tu chi sei? E sapete cosa gli sono successe a questi 6 figli di... Lo sapete? Sì, andatelo a leggere cosa è successo. Sono andati via, bastonati e picchiati dal demone. A Paolo lo conosco, a Gesù lo conosco. Ma voi chi siete? Questa risposta la puoi dire solo tu questa mattina. Solo tu puoi dare una risposta, ma questa mattina sono arrivato alla conclusione di questo messaggio veramente e mi sono scritto qualcosa qui. Vediamo se... Eccolo qui. E confido nello Spirito Santo perché quello che dovevo dire l'ho detto. Poi confido nello Spirito Santo. Lui conosce il desiderio del tuo cuore e del mio cuore. Lui conosce che posto occupa il Signore nella tua vita e nella mia vita. Lui sa ogni cosa, sa cosa viene per primo, se vengono i tuoi figli, se viene tuo marito, se viene tua moglie, se viene la casa che hai. Devo fare pulizia, devo fare, Lui conosce ogni cosa. Dopo arriva il momento, vieni, ci incontriamo, vieni. Desidero che ci accostiamo a questa cena con la consapevolezza di essere stati purificati dal sangue di Gesù, di aver dato la nostra vita completamente a Lui, che viviamo nella certezza della vita eterna e che siamo in attesa del suo ritorno, mentre ci amiamo e ci rispettiamo l'uno con l'altro. Lo devo ripetere? Fratelli, io ho dei fratelli, degli amici, delle persone che mi hanno fatto del male, ma veramente del male, che mi hanno ferito, che mi hanno sputato addosso, mi hanno accoltellato, mi hanno fatto di quelle cose terribili. Però credetemi, il Signore mi è per testimone, io non ho mai avuto qualcosa nei loro confronti. Mai. Mi sono arrabbiato all'inizio, ma quanti li ho visti e quando li vedo me li vado sempre a abbracciare. E questo viene solo per la grazia di Dio. Chiunque anche sia ritornato in questa chiesa perché magari ha pensato di andare, o meglio, quando sono ritornati hanno trovato le mie braccia aperte. Le mie braccia aperte. Perché sono un figlio di Dio e lascio ogni cosa nelle mani del Signore. Desidero che ci accostiamo a questa cena con la consapevolezza di essere stati purificati dal sangue di Gesù. Se tu lo sei, di amen per favore. Di avere dato la nostra vita completamente a Lui.
Sapete cosa significa aver dato la nostra vita completamente a Lui? Che la nostra vita non appartiene più a noi, ma appartiene... Succede quel succede, accade quel che accade, nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia situazione, nella mia azienda, nella mia attività. La mia vita appartiene al Signore. Che viviamo nella certezza della vita eterna. Sapete che ci sono molti che chissà, forse il Signore vorrà. Ma che chissà vorrà? Io non calpesto il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù mi ha purificato. Gloria a Dio. Amen. La parola di Dio dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, non quando moriremo. Siamo seduti già nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E che siamo in attesa del suo ritorno. Quando prenderemo questa Santa Cena, noi ricorderemo che Lui è morto, è risorto e che sta per tornare. Quanti stanno aspettando la venuta del Signore? Gloria a Dio. Avete visto la vignetta, quella foto che vi ho mandato della corona che Gesù mette sul capo? Ma non è meraviglioso? Immaginatevi quel giorno. Ci chiama per nome, che non è il nostro nome, perché avremo un nome nuovo. Ma noi lo riconosceremo. E ci viene data una corona. Gloria a Dio. Prima che ti dice chi sei, assicurati che quella corona te la vai a prendere. Mentre ci amiamo e ci rispettiamo l'uno con l'altro, tutti. Dobbiamo rispettare i nostri fratelli, dobbiamo amare i nostri fratelli, dobbiamo fare attenzione a non entrare in giudizio, ma dobbiamo dire: Signore, quando vediamo qualcosa, preghiamo piuttosto. Siamo di incoraggiamento, siamo di sostegno, prendiamo per mano qualcuno che è caduto, lo rialziamo, perché desideriamo andare insieme in cielo. Amen. Amen. Questo cantico è un cantico a me molto caro, mi ha sempre accompagnato. Ogni volta lo canto in macchina. Alleluia, noi ti diamo gloria ed onore. Alleluia. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te. Nessun altro è come te. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te. Nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria ed onore, eleviamo le nostre mani, adorando il nome tuo. Grande sei tu e potenti cose fai, nessun altro è come te.
gloria, Signore. Onore e ringraziamento. Perché questa mattina, Signore, Tu hai voluto continuare a parlare al nostro cuore in maniera così tangibile. Signore, fa che ognuno di noi possa tornare a casa e possa domandarsi, possa esaminarsi, perché la Tua parola ci dice ognuno esamini se stesso. Che posto occupi nella nostra vita? Signore, stiamo vedendo quello che sta accadendo intorno a noi, quello che sta succedendo e quello che accadrà magari non sappiamo, ma i segni, Signore, ci dicono che Tu sei alle porte. Signore, fa che la Chiesa di Marostica possa glorificare il Tuo nome. Fa che ogni famiglia di questa comunità, Signore, ogni coppia, le coppie che io ho unito in matrimonio, Signore, possano testimoniare che Tu sei il loro Signore, il loro Salvatore. Che sei il Signore delle loro famiglie. E che loro Ti mettono al centro della loro casa, al primo posto, Signore, perché quello che Tu benedici sarà benedetto in eterno. Grazie che Ti sei fatto conoscere da noi. Grazie Spirito Santo perché Tu sai parlare ai nostri cuori. A volte anche quando ci sentiamo ripresi, Signore, la Tua parola ci dice che Tu riprendi coloro che sono i Tuoi figli, perché non siamo bastardi. Siamo figli, Signore, e ci sentiamo privilegiati da Te. Abbiamo bisogno forse di tornare al primo amore. Tu, Signore, conosci ognuno di noi. A volte siamo presi da tante cose, le preoccupazioni, ma Signore vogliamo dirti questa mattina, noi vogliamo piacere a Te. Grazie, grazie Spirito Santo, grazie per questo culto, grazie per coloro che ci hanno ascoltati, coloro che sono a casa. Signore, benedicili, che possano ricevere una parola da Te nel loro cuore, una conferma di questo messaggio per ognuno di noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Buona domenica, fratelli.